Questo weekend sono stati intensificati i controlli stradali da parte della Polizia Stradale in vista dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il bilancio è stato di 7 persone denunciate e altre 2 segnalate alla prefettura di Agrigento. A Canicattì la polizia ha denunciato 2 persone, uno per guida in stato di ebbrezza e l'altro per aver sia bevuto che assunto droga. A entrambi è stata ritirata la patente di guida. I poliziotti delle volanti hanno invece segnalato un ragazzo sorpreso in possesso di poco più di 1 grammo di cocaina. Ad Agrigento un giovane segnalato per possesso di hashish, mentre la polizia stradale ha denunciato 4 persone in guida di stato di ebbrezza. A Grotte la festa di Pasqua è stata rovinata da un grave incidente che ha coinvolto 2 giovani grottesi mentre facevano motocross. I ragazzi, ha comunicato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, sono stati trasportati presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Il sindaco ha espresso vicinanza ai familiari affinché tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Uno di loro successivamente in elisoccorso è stato portato presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'altro è rimasto ad Agrigento. Varie le fratture riportate dai 2 giovani nel corso dell'incidente. E Pasquetta di sangue invece nel Nisseno. Il giovane Calogero Pace, a soli 30 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Serra di Falco. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto, a seguito di segnalazione, sono soggiunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno constatato le gravissime condizioni del giovane. Il suo cuore, purtroppo, era già in arresto cardiaco. Subito dopo è partita la corsa al nosocomio, ma Calogero si è spento poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.